Siamo con Alex Borregan al termine di questa partita incredibile, l'abbiamo definita in telecronaca, alla fine vince l'Amatori 6-5 e ti chiedo subito ovviamente quanto rammarico c'è, perché a 20 secondi alla fine perdere un risultato che comunque in pista avevate anche meritato. Sì, alla fine è difficile perché tanto l'andata come il ritorno è successo così, è dura adesso. Ma sappiamo che l'Odi è una squadra che sono tanti e veloci quando ti pressano, stanno 50 minuti pressandoti. Alla fine abbiamo fatto bene, ma è così lo sport. Diciamo che effettivamente il Lodi quest'anno per voi è un po' una bestia nera, nel senso che tra Coppa Italia e le due partite di campionato sono 3 delle 4 che avete perso, perché poi per il resto non avete perso mai, Trissino a parte, però anche stasera direi la conferma di un Valdagno che gioca, che su ogni pista anche mette sempre in difficoltà l'avversario con grande ritmo e grande qualità. No, sì, secondo me stiamo facendo una bella stagione e dopo sono una squadra che giocano insieme da tanti anni noi. E abbiamo giocatori nuovi che ancora si stanno adattando e bene, stiamo lì. Alla fine quello che conta è il playoff. Sì. L'anno scorso abbiamo fatto anche bene, il playoff siamo andati a casa e dobbiamo entrare direttamente in playoff, primi 6 e dopo giocartela con chi sia.